Calvin Girvin nacque il 10 ottobre 1926. Alcune ricostruzioni biografiche lo collocano a Lancaster, in Pennsylvania, e raccontano di una vita divisa tra lavori pratici, curiosità artistiche e una fame insistente di cose oltre l'ordinario, come se avesse sempre avuto la sensazione che la realtà avesse più stanze di quelle visibili a prima vista. Da giovane attraversò il clima inquieto del secondo dopoguerra americano, quando il cielo iniziò a diventare un luogo di storie, aerei a reazione, test militari, notizie su missili e satelliti, e soprattutto quel nuovo mito moderno, il disco volante, nato nel linguaggio popolare dopo gli avvistamenti che fecero scalpore a fine anni 40. In quel contesto, Girvin, secondo alcune narrazioni legate all'ambiente dei contattisti dell'epoca, cominciò a interessarsi seriamente al fenomeno attorno al 1952. Non era un interesse tiepido o da conversazione, era una forma di immersione, fatta di letture, appunti, dialoghi con chi sosteneva di aver visto o incontrato qualcosa e di una crescente convinzione che le testimonianze non fossero tutte riducibili a malintesi. A metà degli anni 50, sempre secondo le fonti che ricostruiscono il suo percorso, Girvin parlò pubblicamente di una serie di esperienze legate ai dischi volanti, presentandosi come conferenziere e divulgatore in un ambiente in cui spiritualità popolare, ufologia nascente e cultura di massa si sfioravano continuamente. Alcuni resoconti lo descrivono come reduce da un periodo di servizio militare e come una figura che provava a dare forma narrativa a ciò che sosteneva di avere vissuto. Nel 1958 pubblicò un libro dal titolo che già da solo sembrava un manifesto, La notte a 1000 dischi volanti. In quelle pagine Girvin raccontava incontri e vicende che collocava in una cornice ampia, non un singolo episodio, ma un percorso. L'opera circolò nell'editoria ufologica del tempo e fu ripresa, citata, discussa. Nello stesso ambiente, Girvin non fu soltanto voce, ma anche mano e occhio. Una fonte culturale che ha frugato dentro quel mondo lo ricorda come autore di illustrazioni e come figura multiforme della Sauserdom, il piccolo universo di editori, gruppi, bollettini e conferenze che ruotavano attorno agli oggetti volanti non identificati e ai loro racconti. Col passare degli anni, il suo nome continuò a comparire in contesti legati al tema. Documenti d'archivio resi pubblici e riprodotti in raccolte consultabili online mostrano che, in elenchi e corrispondenze legati al mondo dei gruppi ufologici e dei personaggi dell'epoca, Calvin C. Girvin risultava registrato con un indirizzo, come parte di un mosaico sociale fatto di club, contatti, conferenze e scambi epistolari. È dentro questa traiettoria, fatta di decenni di attenzione al fenomeno e di una reputazione costruita tra i sostenitori del tema, che si colloca l'episodio per cui viene ricordato come testimone in Ohio nel 1974. Un avvistamento a bassa quota, con un oggetto luminoso e caratteristiche non convenzionali. Osservato in condizioni tali da imprimersi come una fotografia mentale. Quella sera del 1974, in Ohio, la luce ebbe un comportamento che, nel racconto attribuito a Girvin, non somigliava alle luci normali della vita quotidiana. Non era la luce stabile di un lampione, né il fascio continuo di un faro. Era un bagliore che pareva appoggiato all'aria, come se l'aria stessa fosse diventata materia capace di reggere qualcosa. In certi momenti sembrava una sfera intensa, in altri un volume più largo, come un corpo luminoso con bordi difficili da definire. Il fatto più insistente del racconto è la quota, bassa. Non un punto remoto, non una stella confusa tra le stelle, ma qualcosa che stava sotto le nubi, vicino alle linee degli alberi, abbastanza vicino da far percepire la distanza come un elemento concreto e non come un'ipotesi. Il paesaggio dell'Ohio, in molte zone, alterna strade scure, campi e tratti di case distanziate. L'effetto psicologico del buio non serve descriverlo con categorie cliniche. Basta ricordare che,
quando una luce compare dove di solito non c'è, il cervello umano la tratta come un segnale. Una luce inaspettata, a bassa quota, diventa immediatamente evento. E l'evento, nel racconto, non rimase fermo. L'oggetto si spostava senza l'inerzia percepibile che ci si aspetterebbe da un mezzo convenzionale. Era questo uno dei suoi tratti più strani, non tanto andare veloce, quanto cambiare modo. In certi passaggi dava l'impressione di scivolare. In altri sembrava fermarsi di colpo, come se la velocità potesse essere spenta e accesa. Nel racconto, l'oggetto si muoveva a tratti parallelo alla strada o alle linee del terreno, poi cambiava direzione senza curve ampie, senza quella pancia di manovra che fa pensare a un aereo. La luminosità era descritta come intensa, ma non accecante al punto da impedire di guardare. Era una luce che saturava lo spazio vicino e faceva risaltare i contorni, il profilo degli alberi, la trama dei rami, la geometria dei tetti. I dettagli del territorio diventavano improvvisamente più netti, non per il sole o per un faro, ma per un corpo luminoso che illuminava dall'alto e di lato in modo atipico. Il racconto insiste su un'impressione. Non era soltanto una lampada nel cielo. Sembrava che la luce fosse parte dell'oggetto, come se l'oggetto fosse fatto di luce o rivestito da qualcosa che la produceva. In alcuni momenti, Girvin lo descrisse come silenzioso o comunque non accompagnato da un rumore coerente con ciò che si vedeva. Non è necessario farne una tesi. Nel racconto, il suono non dominava la scena. Se c'era, era un ronzio basso e intermittente, o un tono che non si trasformava nel fragore tipico di un motore aeronautico a bassa quota. Il silenzio, in una notte di campagna, può essere quasi fisico. Quando qualcosa lo taglia, anche poco, il taglio si nota. Qui, quel taglio non aveva la firma sonora di un mezzo comune. Il comportamento della luce cambiava. A volte sembrava pulsare. A volte la luminosità diventava più densa, come se la luce si addensasse in un nucleo centrale e lasciasse una corona più morbida attorno. Questa descrizione, resa in modo semplice, è una delle ragioni per cui l'avvistamento restò nella memoria, perché non era una lampadina fissa nel cielo, ma qualcosa che mostrava una dinamica. Una luce che lavora, non una luce che sta. Nel racconto non convenzionale c'è anche la distanza emotiva del testimone. Girvin non era un passante casuale che non aveva mai pensato agli oggetti volanti non identificati. Era una persona che da anni frequentava, scriveva, parlava di questo tema. E proprio per questo, nel suo modo di raccontare l'episodio, si nota spesso un tentativo di descrivere più che interpretare. La memoria non si presenta come un mito poetico, ma come una sequenza: comparsa, quota bassa, luce intensa, spostamenti a scatto o a scivolo, cambi di direzione non ampi e poi l'uscita di scena. L'uscita, nel suo racconto, non fu una dissolvenza lenta. L'importante non è come scomparve in senso cinematografico, ma che a un certo punto non era più lì, come se l'evento avesse avuto una durata precisa e poi avesse chiuso la parentesi. L'oggetto si allontanò in modo rapido o cambiò assetto in una direzione che lo rese invisibile e la notte tornò ad essere notte. Il contrasto tra prima e dopo è spesso ciò che rende questi episodi memorabili. La realtà quotidiana, per qualche minuto, viene attraversata da un elemento che non si incastra bene, e poi tutto riprende la sua geometria normale. Dopo un avvistamento così, anche senza trasformarlo in una teoria, resta un gesto umano inevitabile: raccontare. Nel caso di Girvin, raccontare era già parte della sua identità pubblica. Negli anni era stato associato a conferenze e ambienti che trattavano contatti e avvistamenti come materiale degno di attenzione. Per lui, quindi, l'episodio del 1974 in Ohio non era soltanto una storia privata,
poteva diventare un ulteriore tassello di un percorso già avviato. Un percorso in cui, secondo le narrazioni che circolavano sul suo conto, le esperienze non erano isolate ma ricorrenti, e in cui gli avvistamenti erano spesso letti come segnali di un'interazione più ampia tra noi e altro. Eppure, a prescindere da come altri avrebbero potuto collocare la storia, l'episodio del 1974 rimane, nella forma richiesta, una testimonianza, un oggetto luminoso a bassa quota, osservato in Ohio, con movimenti e caratteristiche ritenute non convenzionali da chi lo vide. Dentro una notte americana qualunque, si aprì per pochi minuti una scena che, nel racconto, non assomigliava alle scene ordinarie. Negli anni successivi, il nome di Calvin Girvin continuò a vivere soprattutto nella memoria di quel mondo. Libri, cataloghi, elenchi, ricostruzioni, collezioni di documenti. La sua figura rimane legata a una stagione culturale in cui l'oggetto volante non identificato era, insieme, mistero tecnologico e racconto umano, un punto luminoso nel cielo che diventava domanda, immaginazione, cronaca, talvolta destino personale.